Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in un nuovo video di giornata, nel nuovo video di giornata. Come state? Tutto bene? Se si iscrivetemelo nei commenti. In questo video andremo a fare il pronostico delle prime 24 squadre della UEFA Europa League. Chi passerà quindi in Europa League? Secondo voi chi passerà tra i playoff? Oppure fatemi un pronostico qui sotto nei commenti. Scrivetemi le prime 8 che passano e altre 2 che passano dai playoff. Allora, direi di partire subito. Vi inizio a dire dalla nona alla 24, faccio dalla 24esima alla nona e poi faccio dall'ottava alla prima. Allora, dalla 24esima posizionata la squadra che secondo me, ma lo dicono anche le statistiche, avrà difficoltà ad andare ai playoff, però diciamo ci riuscirà a fine fase al campionato, verso la fine. Nel 24esimo secondo me ci andrà il Paux. Poi 23esima ci andrà la Stella Russa. Secondo me è lo stesso discorso del Paux che avrà difficoltà ad andare nella zona playoff. Poi abbiamo 22esima, 21esima, 20esima abbiamo Nizza, Celtic e 20esima squadra abbiamo il Bologna che diciamo flopperà in questa Europa League. Poi abbiamo Nottingham al 19esimo posto, Brann 18esimo, 17esimo Celta Vigo che secondo me potrà riuscire a passare la fase a gironi con molta difficoltà, essendo 17esima nella fase a campionato, 17esima. Quindi dovrà passare dei duri playoff rispetto alla nona, alla decima, all'undicesima, che andranno direttamente, se non sbaglio io, alle semifinali, ma non ricordo precisamente come funziona. Poi abbiamo al 16esimo posto l'FCSR, poi al 15esimo Stoccarda, 14esimo Storm, poi 13esimo Genk, poi 12esimo abbiamo il Fenerbahce, poi 11esimo abbiamo il Basilea, 11esimo il Basilea, al decimo posto abbiamo lo Young Boys. Poi al nono posto abbiamo la Roma, che secondo me non riuscirà ad andare ai playoff, cioè non ad andare tra le prime 8, cioè per parte del campionato secondo me ci potrà pure stare, magari settima o ottava posizionata, però verso la fine perderà diciamo 3 partite, perderà 9 punti e sarà costretta per passare a fare i playoff. Ora passiamo alle prime 8 classificate, faremo dall'ottava alla prima e partiamo subito. Allora, all'ottavo posto abbiamo il Friburgo, che secondo me durante nella fase a campionato arriverà nona, decima, però vincerà magari delle partite ufficiali che servono per passare dalla nona all'ottava e quindi passerà con un bel po' di fatica senza i playoff. Poi abbiamo il Real Betis, che vale lo stesso discorso che ho fatto per il Friburgo, la Dinamo Zagabria, il Braga, il Lyon, squadra che come ho detto nel
pronostico della classifica di Ligan, ha risanato dei debiti all'ultimo per non diciamo retrocedere in Ligue 2. Poi abbiamo terza posizionata il Porto. Se non sbaglio, l'unica squadra portoghese che abbiamo in Europa League, l'unica squadra che hanno in Europa League. Se mi sbaglio, scrivetemelo qua sotto nei commenti. Poi abbiamo il Lille, squadra francese, che secondo me può arrivare fino alla finale di Europa League e magari con un colpo di fortuna vincerla. Poi al primo posto ci sarà l'Aston Villa, ottima squadra per l'Europa League. Secondo me non è pronta a fare il salto di qualità per la Champions, quindi deve ancora rinforzarsi. Ora vi dico le semifinali e la finale tra chi si giocherà e chi è il vincitore dell'Europa League. Un attimo, ok, allora, secondo me alle semifinali andrà il Porto contro il Lyon. Poi avremo Aston Villa contro il Real Betis. La finale secondo me si giocherà tra Lione e Aston Villa. La vincitrice qui non c'è molta differenza tra le due squadre. Sarà l'Aston Villa a vincere la finale e poi in estate andare a giocare una coppa, non mi ricordo come si chiama, contro la vincitrice della Champions League. Bene ragazzi, grazie per la visione, lasciate un bel like, un bel commento e lasciate un'iscrizione. Ciao!